Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Maggio da allerta rossa, ondata di maltempo si abbatte sulla Sicilia e i principali disagi sul versante occidentale, in particolare nel Palermitano. Allagamenti, alberi caduti, circolazione ferroviaria sospesa e aerei dirottati. La primavera tarda ad arrivare, è il maggio più freddo e piovoso degli ultimi 30 anni. Secondo gli esperti, le condizioni meteo avverse sono destinate a perdurare. Confisca di beni per 65 milioni di euro a 3 imprenditori gelesi ritenuti contigui al clan Rinzivillo. Noti per le attività immobiliari e del commercio di auto di lusso, sono sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Estate, prezzi bollenti, annunciati vistosi rincari sui prodotti di più elevato consumo, dai gelati alle bevande. Secondo uno studio del Codacons sarà una vera stangata, in particolare per le famiglie monoreddito. Pescatori siciliani in subbuglio per la proposta della Commissione europea di limitare la pesca a strascico. In Sicilia rappresenta più di un terzo dei ricavi del settore. Un anno per tornare a godersi le meraviglie della cripta del Duomo di Messina, consegnati i lavori per la messa in sicurezza di uno dei beni culturali di maggiore pregio della città. Vita da social, al via la 10ª edizione della campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale sui rischi legati a cyberbullismo, adescamento e sicurezza online. 90 le città coinvolte. A Catania ha allestito un track nel quartiere di Librino. Calcio, Catania a luci spente nella pool scudetto dilettanti. I rossazzurri giocano male e perdono in casa con il Sorrento. Clamoroso errore arbitrale nel primo gol ospite. Mercoledì si torna in campo a Brindisi. Bentrovati, ondata di maltempo e allerta meteo rossa in Sicilia occidentale, strade allagate, disagi, auto impantanate e difficoltà nei collegamenti. Nel Palermitano le maggiori criticità. Marco Gullà. Pioggia incessante, allerta massima, strade allagate, scuole chiuse, un copione visto e rivisto. In Sicilia l'allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per i territori di Palermo, Trapani e Agrigento, dove piove senza sosta dalla scorsa notte, sarà valida per tutta la giornata. A Palermo al momento i maggiori disagi, molte le strade allagate a Mondello, chiusa al traffico viale Regina Elena, dove sono intervenuti personale della Polizia Municipale, della Protezione Civile e una squadra dell'AMAP, come vediamo da queste immagini. Autobus bloccati. In questa strada della borgata marinara le auto fanno retromarcia per evitare di rimanere impantanate. I vigili del fuoco sono già intervenuti a Palermo dopo la segnalazione di infiltrazioni d'acqua all'interno di appartamenti nelle zone di Via Oreto, Via Roma, Via Altofonte e nei pressi del Tribunale. Strade allagate anche in centro e in Via Messina Marine. Secondo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, oltre ai temporali sono previsti forti raffiche di vento e mareggiate soprattutto lungo le coste. A causa del maltempo è stata rinviata a Palermo la consegna, prevista per questa mattina da parte della Regione, del padiglione riqualificato alla missione di Speranza e Carità. Si è intervenuti per dare aiuto e sostegno in quei luoghi che soffrono di una cattiva irrigimentazione delle acque piovane. Parlo in particolare della borgata di Mondello, della zona di Marinella, della depressione del Papireto e di via Imera. A Trapani, per evitare allagamenti, una pompa idrovora con capacità di tirare 10.000 litri di acqua al minuto è stata installata presso l'impianto di sollevamento di via Tunisi. A causa dell'allerta meteo, Trenitalia per oggi ha cancellato 5 corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Alcune sono state sostituite dai bus. Attivato in provincia di Agrigento il numero telefonico per le emergenze, che è il 333 6141 869, al quale potranno essere segnalate eventuali criticità. In provincia c'è preoccupazione per la pioggia incessante che continua a scendere da diverse ore in tutto il territorio. Occhi puntati sulla costa, soprattutto nella frazione balneare di San Leone, ma anche a Licate e a Sciacca, zone soggette spesso ad allagamenti.
Pioggia e maltempo caratterizzano un maggio anomalo che sembra destinato a proseguire per diverse settimane. Insomma, che fine ha fatto la primavera? Ecco cosa ne pensano gli esperti. Lorena Dolci. L'anno scorso in questi giorni c'erano 30 gradi, primi tuffi in mare e weekend all'aperto. Oggi invece allerta rossa della Protezione Civile in Sicilia occidentale, gialla in altre 6 regioni del sud. Domani è mercoledì, in arrivo un ciclone intenso, se non eccezionale, per maggio. Dall'inizio del mese in Italia, secondo la Coldiretti, ci sono stati 6 eventi estremi al giorno. L'instabilità, con alti e bassi, continuerà anche nei prossimi giorni e di certo fino al 20 del mese, con temperature che fanno registrare il maggio più freddo e piovoso della media degli ultimi 30 anni. Il rischio, avvertono gli esperti, è che si verifichino eventi estremi come nubi fragi o alluvioni lampo che solitamente scaricano al suolo in fasce ristrette di territorio ingenti quantità d'acqua. Ma la vera anomalia di questa stagione, per sua natura imprevedibile, è che non si intravedono grandi cambiamenti ancora per diverse settimane. Che fine ha fatto dunque la primavera? L'anomalia di questo maggio è l'assenza di una figura anticiclonica capace di garantire periodi di stabilità duraturi anche di oltre una settimana. In questo momento l'anticiclone subtropicale si trova tra il Marocco e la penisola iberica, noi invece ci troviamo sul bordo orientale di questa struttura anticiclonica, quindi siamo interessati da correnti fresche che provengono dal nord Atlantico e come è capitato questa volta l'aria fresca dall'Atlantico quando penetra nel territorio dell'entroterra africano tra l'Algeria e la Libia può anche generare questi cicloni particolarmente profondi. Rimandate dunque il cambio di stagione e tenete il piumone sempre a portata di mano. Se da un lato non è allettante l'idea di indossare un golf e una giacca a fine maggio, dall'altra le precipitazioni previste per tutto il mese compensano soprattutto a nord la siccità dei mesi scorsi. Per godere un assaggio del caldo estivo dovremo attendere i primi di giugno, poi l'estate arriverà e sarà bollente. Confisca di 65 milioni di euro di beni mobili e immobili agli imprenditori di Gela, Salvatore, Rocco e Francesco Luca. Secondo la DIA si tratterebbe di soggetti contigui alla famiglia mafiosa dei Rinzivillo, Gerri Italia. Sono ritenuti soggetti di qualificata pericolosità sociale e soprattutto ci sarebbero tutti gli elementi per ritenere che ci sia contiguità e complicità negli affari con esponenti del clan dei Rinzivillo. Per questo motivo i giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta hanno confermato il provvedimento di confisca dei beni pari a circa 65 milioni di euro per i fratelli Francesco e Salvatore Luca e il figlio di quest'ultimo Rocco, imprenditori gelesi noti nel settore immobiliare e soprattutto in quello della commercializzazione di autovetture anche di lusso. Il provvedimento eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta del Comando Provinciale arriva a seguito dell'inchiesta Camaleonte, nella quale sono coinvolti gli imprenditori attualmente imputati nel processo penale per concorso esterno in associazione mafiosa. Sotto esame i presunti legami che i Luca, attivi attraverso importanti società nel settore della vendita di auto e in quello immobiliare, avrebbero avuto con esponenti vicini ai clan, anche catanesi, ricostruzione che il pool difensivo e gli stessi imputati hanno sempre respinto. Gli imprenditori di contro in più occasioni hanno spiegato di aver subito le pressioni estorsive dei clan e di aver sempre denunciato. Le indagini della DIA hanno però fatto emergere il reinvestimento da parte dei Luca di ingenti capitali di provenienza illecita in numerose società formalmente intestate ai loro familiari, attive nell'edilizia e nel commercio di auto. Il provvedimento di oggi, valutato in 65 milioni di euro circa, era già stato preceduto dal sequestro degli stessi beni, eseguito nel febbraio del 2021. Nell'ambito del processo penale nei confronti degli imputati, la Guardia di Finanza aveva dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto, pur non essendo stabilmente organici a Cosa Nostra, contribuivano sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione mafiosa ed in particolare delle famiglie mafiose di Gela, del Rinzivillo e degli Emanuello. Le attività economiche e i beni oggetto del provvedimento riguardano l'intero compendio aziendale, nonché il capitale sociale di 9 società, 31 terreni in territorio di Gela, 186 fabbricati tra Gela, Marina di Ragusa e Vittoria e 23 tra rapporti bancari, finanziari e polizze assicurative. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione e danneggiamento in seguito a incendio. Con queste accuse i carabinieri hanno eseguito nel territorio di Barrafranca, vicino a Enna, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone.
Gli indagati, secondo gli investigatori, farebbero parte di una delle bande che gestiva il traffico di droga nella zona. Sarà un'estate bollente, almeno sotto il profilo dei prezzi, previsti forti rincari sui prodotti maggiormente consumati, dai gelati alle bevande. Le tariffe aeree salgono anche del 50% e il Codacons lancia l'allarme: sarà una vera stangata, soprattutto per le famiglie monoreddito. Emanuela Corsi. Salgono le temperature, ma anche i prezzi, e l'estate si preannuncia torrida. A lanciare l'allarme è il Codacons, secondo il quale i prossimi mesi riserveranno una vera e propria stangata a vacanzieri e non, a causa dei rincari che riguarderanno i prodotti estivi maggiormente consumati. E purtroppo si registra, oltre il caro vita relativo alle bollette acqua, luce e gas, l'aumento della benzina e l'incremento dei tassi di mutuo, anche una previsione in funzione di quelle che saranno le prossime vacanze estive di aumenti nel settore vacanziero. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli aumenti. Tra gli alimentari spiccano i gelati, che rispetto allo scorso anno costeranno addirittura il 22% in più. Aumenti anche per pesce, frutta e verdura freschi. Uno spritz o una birra con gli amici quest'anno potrebbero diventare un piccolo lusso. Lo studio del Codacons stima che gli aperitivi alcolici rincareranno dell'11%. Per una birra arriviamo al 15%. Per le bevande analcoliche va anche peggio, con aumenti fino al 18% per i succhi di frutta, del 15% per la semplice acqua minerale. Estate uguale vacanze. L'avvicinarsi del periodo estivo fa impennare i prezzi dei pacchetti vacanza, che salgono quasi del 27%, ma anche per gli alloggi il trend è a rialzo, con gli alberghi che hanno ritoccato le tariffe del 15%, villaggi e campeggi del 7%. E se a fine giornata si vuole cenare al ristorante, il conto aumenterà del 6%. Nella lista del caro estate non mancano i trasporti. Acquistare un volo per una località estera costerà in media il 46% in più rispetto allo scorso anno, quasi del 50% invece per un volo nazionale. Gli aumenti riguarderanno anche chi vuole fare un viaggio in caravan o chi si sposterà in treno. Il Codacons lancia poi l'allarme sui rincari che si registreranno in spiaggia. Il caro energia, che ha caratterizzato l'ultimo anno unitamente all'inflazione alle stelle, farà salire anche le tariffe praticate dagli stabilimenti balneari per l'affitto di lettini, ombrelloni e sdraio, e per le consumazioni presso i lidi, con rincari medi che l'associazione stima tra il 10 e il 15% rispetto al 2022. Nessun risparmio neanche per chi decide di rimanere a casa. Installare un condizionatore costerà quasi il 7% in più, che si somma alle impennate delle tariffe sulle bollette elettriche. Per gli amanti del giardinaggio, i mobili da giardino aumenteranno quasi del 5%, gli utensili e le attrezzature per il verde del 4%, piante e fiori del 6%. Pescatori siciliani in subbuglio per la proposta della Commissione europea di limitare la pesca a strascico in tutti i Paesi membri dell'Unione. In Sicilia rappresenta più di un terzo dei ricavi delle imprese del settore. Luca Ciliberti. I pescatori siciliani in forte apprensione per il piano d'azione della Commissione europea, che punta a ridurre notevolmente la pesca a strascico. Tecnicamente sono solo orientamenti presentati dal commissario lituano Virginijus Sinkevičius nel Marine Action Plan. La pesca in ambito europeo è una competenza condivisa tra Europa e Stati membri, in questo caso l'Italia, ma tanto è bastato per fare saltare sulla sedia un comparto che spesso è vittima di battaglie ideologiche e provvedimenti che non tengono conto della specificità degli ambienti. Un conto è pescare nel Mediterraneo, altro è la pesca negli oceani o nei mari del nord. Trovo, vergognosa una dichiarazione del genere, e tutte le associazioni datoriali ma anche le organizzazioni sindacali si sono unite in questo grido di dolore, perché è un grido di dolore, e anche a livello europeo. Solo per dare qualche numero, a Bruxelles la Sicilia impegna una flotta di 543 pescherecci per la pesca a strascico, pari al 26% della flotta nazionale, che conta oltre il 30% della produzione ittica e un fatturato superiore al 45% dell'intero pescato. Se la Commissione dovesse dare seguito agli orientamenti, nella zona di Mazara sarebbe a rischio la pesca del gambero rosso e viola, stesso discorso per il triangolo di Sciacca, Licata e Scoglitti, persino Portopalo e le marinerie etnee subirebbero dei provvedimenti. Le decisioni vanno discusse, concertate, perché devono guardare la specificità del territorio.
Dell'argomento si è discusso anche durante il convegno Rete Tre Golfi per valutare lo stato di salute degli ecosistemi marini di Castellammare, Patti e Catania. In ambito europeo la pesca a strascico garantisce il 25% del prodotto ittico pescato, equivalente a quasi il 40% dei ricavi delle imprese di questo settore. La Commissione ritiene che la transizione dovrebbe essere completata entro il 2030, ma sembra proprio, è il caso di dirlo, che la proposta già adesso comincia a fare acqua da tutte le parti. Le proteste infatti hanno interessato le marinerie di tutta l'Unione Europea, facendo fischiare contemporaneamente le sirene delle imbarcazioni e mostrando le scritte SOS UE Fishing. A Messina si prepara a rivedere alla luce uno dei beni culturali di maggiore storia della città, la cripta del Duomo. Oggi è la consegna dei lavori finanziati dalla Regione. Verranno completati entro un anno. Francesco Triolo. È uno dei tesori nascosti di Messina, uno di quelli che si salvarono dal terremoto prima e dai bombardamenti poi. Uno spazio riccamente decorato, articolato in una successione concatenata di ambienti da scoprire, un percorso orientato e rappresenta un elemento di forte attrazione turistica. È la cripta del Duomo di Messina che tornerà presto a disposizione della città e dei turisti grazie agli interventi di messa in sicurezza. Il progetto è la Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, finanziato per 524.000 euro dal Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione, sarà portato avanti da un'impresa specializzata di Macerata ed entro un anno restituirà alla collettività un ambiente dalla forte connotazione identitaria per la popolazione messinese. La cripta costituisce infatti l'unica sopravvivenza dell'edificio medievale ancora visibile nel suo assetto originario, nonostante le trasformazioni subite a seguito della ricostruzione del tempio, come detto, dopo il terremoto del 1908 e dei rifacimenti post-bellici. Oggi, alla presenza dell'arcivescovo di Messina Giovanni Accolla, del sindaco Federico Basile e della soprintendente ai beni culturali Mirella Vinci, la consegna ufficiale dei lavori che prevedono il consolidamento e la pulitura dello scenografico apparato decorativo a stucco e dei frammenti pittorici ad affresco di grande rilevanza storica-artistica, la ricollocazione delle originarie pavimentazioni rinvenute durante i lavori del 2000, in particolare del pavimento seicentesco in cotto laterizio e del pavimento normanno in lastre in calcare, il trattamento dei rivestimenti murari, l'installazione di una passerella per consentire l'accesso ai diversamente abili ed ancora l'allestimento di un breve percorso espositivo di alcuni reperti scultorei provenienti dalla cripta e dall'antica fabbrica del Duomo. Prende il via oggi la 10ª edizione di Una vita da social, la campagna itinerante della Polizia Postale per sensibilizzare gli studenti all'uso consapevole dei social. 90 le città coinvolte. A Catania, nel quartiere di Librino, ha allestito un track per parlare agli studenti di cyberbullismo, arriscamento online, privacy e sicurezza online. Adelaide Barbagallo. Dentro il track della Polizia Postale di Catania per ascoltare storie vere, dolorose, generate da un cattivo uso dei social, come quella della ragazzina, lei cui foto nuda, glielo aveva chiesto come segno d'amore il suo fidanzatino, hanno fatto il giro del web, rendendole la vita impossibile. Difficile riparare ad un errore così, ne sono seguiti anni di terapia psicologica, cambio di residenza, indagini per punire i colpevoli. Ma il web non dimentica e c'è sempre l'ansia che qualche scatto possa sempre venir fuori. Nel quartiere di Librino la tappa di Una vita da social, la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, cofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. 90 le città interessate. I primi ad ascoltare e fare domande, seguiranno poi gli alunni di altre scuole, gli studenti del liceo musicale Angelo Musco di Librino. Molte volte ci facciamo abbindolare dal fatto che la persona che inizia a seguirsi abbia ad esempio molti follower e quindi per noi può essere un'amicizia oppure un follower importante, ma invece non dobbiamo farci abbindolare e prendere in giro dei follower, perché la cosa importante non è i follower ma la vita reale, le nostre conoscenze, i nostri amici, quelli veri, la nostra famiglia che abbiamo nella vita reale. Che è veramente pericoloso stare su internet, molto. Al giorno d'oggi noi non ci facciamo caso perché li utilizziamo sempre, ogni giorno, però riflettendoci sono molto pericolosi. Nell'aula didattica allestita dentro il track si parla di tutti i pregiudizi che possono innescare una piramide di odio, di cyberbullismo, di adescamento online, dell'importanza della privacy.
Questo è importante perché il confronto anche al di fuori delle aule scolastiche sicuramente è fondamentale in un ambito di formazione per ragazzi che comunque si approcciano anche nel mondo, no, dell'adulto. La rete deve essere una grande opportunità per i più giovani, non un limite. Infaticabile il lavoro di informazione e sensibilizzazione della Polizia Postale. I social sono sì una vetrina, una grande, bellissima vetrina, danno grossissime opportunità, ma la eccessiva esposizione, noi oggi parliamo appunto di adescamenti, di sexting, di cyberbullismo, l'eccessiva esposizione come vetrina può rappresentare per loro un pericolo. Dall'inizio dell'anno scolastico la Polizia Postale di Catania ha svolto già 152 incontri in diversi istituti e dialogato con circa 23.000 studenti ed oltre 2.200 insegnanti. Facciamo una breve pausa, subito dopo calcio, pallavolo e altri sport. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania perde con il Sorrento nella prima partita del girone della Pool Scudetto. Clamoroso l'errore arbitrale sul primo gol ospite, ma la prestazione dei rossazzurri non è stata all'altezza. Marco Carli. Seconda sconfitta consecutiva del Catania, brutto esordio nella Pool Scudetto e 2 chiavi di lettura. Rossazzurri nettamente sottotono che giocano male e poi l'errore grave di arbitri e assistenti in occasione del gol dell'1-0 del Sorrento, siglato da Scala dopo un fallo di mano nettissimo di Petito con la difesa del Catania ferma. Le conseguenze sono state nefaste, Lorenzini è stato espulso, Lodi ammonito e i rossazzurri si sono ritrovati a giocare in 10 contro 11 con una squadra infarcita di attaccanti e un improbabile 3-2-4, inevitabile a quel punto lo 0-2 di La Monica. C'è poi, come detto, l'altra chiave di lettura di una squadra che ha giocato sotto ritmo, che non è mai riuscita a interrompere le trame di gioco avversarie e che è rimasta per tutta la gara molto lunga in campo. Insomma, che non è mai entrata veramente in partita. Il problema è che loro giravano bene palla con la rotazione dei centrocampisti, magari dovevamo fare meglio le uscite, poi anche la loro difesa era molto bassa e c'era poca profondità. Comunque dovevamo cercare di trovare la soluzione perché abbiamo tanti giocatori importanti che possono trovare la giocata, fare la differenza. Meriti poi al Sorrento che ha chiuso la stagione con una promozione all'ultima giornata ed è sembrato più sul pezzo del Catania, già in C da 2 mesi. Ora c'è la trasferta di Brindisi. La Pool Scudetto è ovviamente compromessa, si qualifica anche la migliore seconda, ma indipendentemente da questo il Catania è chiamato al riscatto anche per non chiudere una stagione d'oro con l'amaro in bocca. Verdetti intanto nel campionato di Serie D, soprattutto per quel che riguarda la corsa salvezza. Non ce la fa il Paternò che per effetto del 2-0 subito col San Luca retrocede. Resta in D invece il Ragusa 6-0 con l'Aversa, risultato contestato addirittura dal principe Emanuele Filiberto nonché patron dell'Aversa che parla di squadra campana avvelenata in albergo con i calciatori che risultano colpiti da intossicazione. Nei playoff accedono al turno successivo Locri e Trapani, entrambe vittoriose per 1-0 su Licata e Lamezia. Ora gli altri sport, in primo piano pallanuoto e pallavolo. L'Orizzonte Catania mercoledì ennesima può sfruttare il match point scudetto. In A1 maschile Ortigia Siracusa e Telimar Palermo si giocano un posto in Champions League. Nella volley la Saturnia si è portata in vantaggio nella finale per la promozione in A2 maschile. Marco Carli. Appuntamento con la storia per l'Orizzonte Catania che mercoledì alle 18esima ha il match point scudetto dopo la grande vittoria di Roma. Le ragazze di Martina Misceli, dopo aver perso la prima partita, si ritrovano adesso sul 2-1 nella serie e vincendo conquisterebbero il 23esimo scudetto. Una serie su cui è inciso per il momento la vittoria in rimonta e ai rigori in gara 2, oltre alla grande forza del presidente Tania Di Mario, protagonista in vasca nelle ultime partite. Gara 3 ha visto trionfare l'Etnea a Roma col punteggio di 13-9. La SIS ha chiuso al primo posto la stagione regolare, dunque non è certo squadra da sottovalutare, anzi, ma certamente l'Orizzonte sa come si fa a non subire una gara decisiva. La piscina di Nesima sarà gremita, un fattore in più per cercare di chiudere i discorsi in casa. Nella pallanuoto maschile mercoledì è in programma a Siracusa la gara 1 fra Ortigia e Telimar, il derby siciliano che vale il terzo posto nel campionato di A1, ma soprattutto la Champions del prossimo anno. Gara 2 a Palermo sabato, eventuale gara 3 a Siracusa il 27 maggio.
maggio. Nella pallavolo infine, grande partita della Saturnia che al Pala Catania annichilisce Casarano col punteggio di 3-0 e si porta sull'1-0 nella serie della finale per la promozione in A2. Praticamente perfetta la squadra di Cantor sia in attacco che a muro. La gara 2 si gioca domenica. In caso di vittoria, siciliani promossi. Se dovesse imporsi Casarano, si andrebbe a gara 3 al Pala Catania mercoledì 24. Speriamo davvero che si riprenda il turista polacco gravemente ferito alla testa dall'uomo che gli ha rubato il cellulare mentre gli faceva battere il capo a terra più volte in pieno centro a Catania, a 2 passi da Piazza Stesicolo. Un grave danno d'immagine per la città, un clamoroso caso di mancanza di sicurezza, problema di cui dovrà subito occuparsi chi dei 7 candidati sarà eletto a sindaco il 28 oppure 2 settimane dopo al ballottaggio, coordinandosi naturalmente con prefettura e forze di polizia. Per il turismo di Catania è davvero un colpo basso. Gli albergatori sono stati i primi a lanciare l'allarme, seguiti dai sindacati di polizia, dalle forze politiche e dai comitati dei cittadini del centro storico. Catania risulta essere, denunciano i partiti di governo, la città più pericolosa d'Italia. La terza in Europa. Ora, al di là del dato emotivo, che pure conta, gli amministratori e le forze di polizia sono chiamati a uno sforzo straordinario per restituire tranquillità ai catanesi, giorno e notte. Non possiamo rassegnarci a movide violente, raid di centauri senza casco e contromano, furti delle automobili e ora pure rapine nelle strade. Occorrono nuove telecamere, altre volanti a tutte le ore. Il ministro Piantedosi ha destinato 430 agenti in più contro le ultime violenze a Milano. Quanti a Catania, ministro? Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.